Carissime amiche e amici, con tanto piacere oggi vi presento il mio ultimo lavoro dal titolo Lo Stato sardo, dal Regno di Sardegna e Corsica alla Repubblica Italiana 1324-1946, storia e società nella statualità. Il libro è stato realizzato dalla passione che coltivo per la storia di Sardegna e dalla mia deontologia, col fine di dare nuove o diverse conoscenze storiche del nostro Stato, le quali sono state e sono occultate dagli storici e dalle istituzioni educative, formative e governative secondo i propri fini. In seguito a diversi anni di esperienza scolastica e studiorum, mi chiedo ancora come mai non sia obbligatoria la storia di Sardegna nelle scuole sarde di ogni ordine e grado e soprattutto perché non venga insegnata nelle scuole italiane la storia d'Italia con scienza e coscienza, evidenziando la sua origine in Sardegna nel 1324 ad opera dei catalani aragonesi, i quali inizialmente lo avevano chiamato Regno di Sardegna e Corsica, aggregandolo in regime paritario con gli altri stati della corona d'Aragona. Senza dubbio, i politici sardi presenti nelle istituzioni hanno scarso interesse per la disciplina storica, in quanto devono tutelare principalmente le proprie ideologie, mentre nel mondo della scuola, in verità, le indicazioni nazionali danno la libertà al docente di buona volontà di avere la sua autonomia didattica attraverso la programmazione e presentare proposte nel collegio dei docenti quando viene elaborato il curriculum da inserire nel piano dell'offerta formativa triennale. Ma non basta, in quanto anche l'impostazione storiografica tradizionale, diacronica, sincronica, europeista, evenimenzialista, geografica e fisica e i nuclei tematici pre-risorgimentali e risorgimentali non aiutano a raggiungere l'obiettivo. Inoltre, potremmo dire che anche i manuali scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado non sono di ausilio al docente e al discente, in quanto non trattano affatto il ruolo della Sardegna statuale nella penisola italiana. Per di più, la divisione per evi kelleriani non aiutano la didattica soprattutto nelle università. Nonostante la mia formazione sia fondata principalmente su studi storici, sociali, pedagogici, filosofici e inerenti alla lingua sarda, ho approfondito anche la dottrina della statualità di Francesco Cesare Casula, che mi ha affascinato e convinto sul piano scientifico, convinzioni rafforzate dalle considerazioni rigorose esposte dai più illuminati costituzionalisti del secolo scorso, tra i quali Giorgio Balladore Paglieri. Infatti un testo molto importante del grande studioso del secolo scorso lo possiamo vedere in Diritto Costituzionale del 1976. Un testo che non trovi facilmente in circolazione per ovvie ragioni. Nella dottrina della statualità ho dato molta importanza alla storia sociale di Sardegna nel suo aspetto diacronico e sincronico, con una concezione olistica dentro lo Stato. In sostanza ho sposato i miei studi e la mia filosofia con la dottrina della statualità. Prendendo le parole di Francesco Cesare Casula, la dottrina della statualità è il metodo di lettura della storia che rivisita i fatti e l'interpretazione dei fatti del passato diacronicamente e sincronicamente, riferendoli ad uno Stato sia o non sia con diversi titoli e nomi, Regno di Sardegna, Repubblica Francese e così via, senza mai abbandonarlo nel racconto storico.
Il risultato a volte è sconvolgente, come nel caso Italia, dice il professore. Alla dottrina della statualità interessa lo Stato, o meglio, la statualità in quanto idea filosofica che comprende sincronicamente e diacronicamente tutto il territorio, il popolo e il vincolo giuridico che li unisce. Dalla nascita alla morte dello Stato stesso, sia avvenuta o sia avverrà, conclude il professore. A questo punto potremmo dire che la dottrina della statualità è un modo diversamente di presentare la storia, di raccontare ciò che è accaduto prendendo in considerazione i contenenti, ovvero lo Stato, prima dei contenuti, ossia la società, la politica, la milizia, la cultura, l'economia, le istituzioni, i soggetti giuridici, eccetera, eccetera. Inoltre presenta l'insieme delle conoscenze e dei fatti storici che hanno, o per meglio dire, che non hanno bisogno di essere accertati perché sono già verificati, ma vanno scelte, quindi vanno scelte con scienza, coscienza e responsabilità individuale e sociale, in quanto l'uso pubblico della storia è un qualcosa di molto delicato perché una interpretazione di un problema, una montatura, un inganno addirittura o un falso storico possono orientare coscienze e indirizzare consenso politico, tema di non poco conto anche nella società contemporanea. Malgrado tutto, un falso storico è un documento che testimonia le ragioni per cui è stato concepito, come nella nostra vicenda d'Italia. Sebbene le diverse vedute e interpretazioni attinenti alla nascita dello Stato, ritengo che in ogni contesto storico, quindi evo antico, medievale, moderno e contemporaneo, si ha la concezione di Stato in relazione al suo paradigma esistenziale, sociale, politico ed economico. Andando avanti potremmo evidenziare come in relazione allo Stato abbiamo il concetto di nazione, il quale è un sentimento presente in uno o più popoli legati tra loro dalla storia, lingua, tradizioni, usi, costumi, arte, religione e così via, ovvero da quei fattori unificanti riconosciuti e confluiti nello Stato. Facciamo un esempio. La nazione sarda è composta da tutte quelle culture che si sono succedute nell'isola a partire dal Paleolitico fino ai giorni nostri, ossia prenuragica, nuragica, fenicia, punica, romana, vandalica, bizantina, dei quattro regni giudicari, la catalana aragonese, la spagnola, l'italiana piemontese, l'italiana nazionale contemporanea. Ragion per cui possiamo mettere in essere la dottrina della statualità riferendoci anche alla storia dello Stato-nazione, prendendo in considerazione gli stati che in forma aggregativa hanno contribuito alla continuità del Regno di Sardegna, trasformato nel nome in Regno d'Italia e costituzionalmente e nominalmente in Repubblica Italiana. In questo lavoro ho studiato i mutamenti olistici statuali, sociali, istituzionali, politici, economici, utilizzando le fonti presenti nella bibliografia e nei documenti d'archivio dell'Archivio di Stato di Cagliari, di Torino, della Corona d'Aragona di Barcellona, dell'Archivio dell'Istituto per la Storia Europea di Mainz, in Germania, dell'Università di Torino, Dipartimento Scienze Giuridiche, Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica Italiana, dell'Archivio Storico del Presidente della Repubblica Italiana e dell'Archivio Storico del
Ministero dell'Interno. Bene, i documenti in latino, catalano, spagnolo e francese sono stati tradotti in italiano con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Quindi mi è stata molto di aiuto l'intelligenza artificiale perché mi ha dato la possibilità di far conoscere, spero nel miglior modo possibile, i contenuti dei testi che partono dai miei libri. Vista l'importanza dei confini territoriali dello Stato, sono presenti diverse carte geopolitiche che ci aiutano a conoscere e capire meglio i mutamenti statuali. A questo punto il primo capitolo è rivolto alla nascita dello Stato sardo, dove i protagonisti sono i catalano-aragonesi, i quali avevano ricevuto nominalmente il regno di Sardegna e Corsica dal Papa Bonifacio VIII con l'atto di infibulazione del 5 aprile del 1297, come testimonia la carta presente nel libro. Allora qua c'è la carta integrale tradotta in toto. Bene, seguono le guerre del regno tra Pisani, detentori del Calaritano della Gallura, e i regnanti catalano-aragonesi che avevano conquistato la Sardegna il 19 giugno 1324, dando vita di diritto e di fatto allo Stato del Regno di Sardegna e Corsica. Nel nostro caso troveremo sempre fino al 1475 il nome della Corsica presente nei documenti. Comunque vedremo più avanti. Anche in questo atto abbiamo il trattato di pace, bene, tra forma della pace, sempre integrale, corrisponde a circa 10 pagine, la pace tra aragonesi e i pisani. Bene, una parte del lavoro mette in evidenza la struttura istituzionale dello Stato di Sardegna, il ruolo di vigilanza svolto dai reali sulle mancanze dei feudatari locali, la messa in essere di una struttura feudale specifica in un sistema statuale, potremmo dire illuminato, come il Parlamento del Regno di Sardegna, il quale era istituito allo stesso modo del catalano, ossia dagli stamenti obraci. A seguire viene presentato il primo Parlamento proponente consultivo del 1355, convocato da Pietro I di Sardegna, quarto d'Aragona, il cerimonioso. Infatti nel testo troverete sempre il numerale principale, quello di Sardegna, presente in Sardegna per sistemare le belligeranze con gli arborensi che si stavano conquistando tutta l'isola. Andando avanti troviamo l'elenco delle archidiocesi e diocesi in Sardegna fino al 1720, le quali non hanno ricevuto uno studio approfondito in quanto non rientrano nella dottrina della statualità. Il lavoro continua con i rimproveri verso i detentori dello Stato in loco, come era avvenuto al governatore di Cagliari, il quale è stato ripreso dal capo dello Stato sardo, Pietro d'Aragona. E anche qua abbiamo tutti i documenti. Abbiamo tutti i documenti. Faccio vedere. Okay. Anche qua abbiamo tutta la documentazione originale integrale. Bene, una parte del capitolo presenta la conquista catalano-aragonese di tutto il territorio del Regno di Sardegna attraverso le guerre intestine e l'atto di compravendita del Regno di Arborea del 17 agosto 1420, il quale rappresentava un trattato internazionale di transazione. Anche qua abbiamo il documento integrale. Ecco qua.
sono 10 pagine, quindi anche qua abbiamo il documento integrale, conversazione e così via. Una parte del capitolo è dedicata allo Stato sardo dal 1421 al 1478, ovvero sia dall'arrivo in Sardegna del re Alfonso II, V d'Aragona, il quale aveva presenziato all'apertura del Parlamento che rappresentava, potremmo dire, la pace e il dominio catalano nell'isola. La forte politica di controllo dei regnanti per chiudere con la fine degli scontri tra le famiglie del Marchese d'Oristano e dei Conti di Quirra. Il secondo capitolo presenta il passaggio del Regno di Sardegna alla Corona di Spagna in seguito all'unione della Castiglia con l'Aragona, le quali non erano state abolite con la Concordia di Segovia, poiché le due corone non venivano fuse in un unico Stato, conservando le proprie statualità, leggi e istituzioni. A seguire viene mostrato il regno sardo nel XVI secolo con la presenza di Carlo I, primo di Spagna, quinto di Germania, la funzione del potere del ceto togato e l'istituzione della reale udienza che rappresentava una politica centralizzata molto importante. Chiude il capitolo il regno di Sardegna dal XV secolo al XVII con la società, l'economia, le istituzioni, il fallito attacco francese all'isola, l'ultimo Parlamento del 1688-99, 98-99, scusate, le istituzioni spagnole del Regno di Sardegna. Il terzo capitolo si apre con il passaggio del Regno di Sardegna dagli spagnoli ai Savoia che l'avevano federato. Era un'aggregazione di tipo federativo composto. Aggregazione di tipo federativo composto. Quindi l'avevano federato ai suoi stati continentali del Principato di Piemonte, del Ducato di Aosta, del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza. In questa importante fase statuale viene presentato il decreto finale del 1714 letto da Joseph Patigno nel palazzo della Deputazione catalana. Il Trattato di Vienna del 26 dicembre del 1718 in cui è erogato il passaggio del Regno di Sardegna dal controllo del Reale di Spagna alla Casa Savoia, l'atto di rinuncia del Regno di Sardegna a Vittorio Amedeo I, secondo di Savoia, da parte di Carlo III, terzo di Spagna, datato Cagliari 8 agosto 1720 e copia della ratificanza. Inoltre abbiamo anche l'atto del 24 agosto del 1720. Tutti questi atti sono presenti integralmente nel libro, con relativa traduzione. Questi sono atti originali. Il libro continua esponendo l'arrivo di Filippo Guglielmo Pallavicino nella capitale del regno, ovvero Cagliari, il quale aveva prestato giuramento a nome di Vittorio Amedeo I, secondo di Savoia, il 2 settembre del 1720, come testimonia l'atto presente nel testo. Inoltre viene evidenziato come i sardi di Savoia avevano attuato una ricognizione totale dei baroni, conti e marchesi presenti nel regno in modo tale da avere un quadro chiaro del potere da gestire e poter mettere in essere anche delle riforme difficili da attuare in quanto il Trattato di Londra imponeva che non venissero mutate le consuetudini, le leggi, le strutture politiche, amministrative e istituzionali del passato, del suo nome. Si prosegue presentando i reali di Sardegna impegnati nel controllare il territorio e mettere in essere delle riforme in cui Carlo Emanuele I, terzo di Savoia, fungeva da protagonista, tutto accompagnato da pregoni irrigiditi, come troveremo nel testo come vi ho sempre detto. Andando avanti viene esposto il fenomeno del banditismo,
del XVIII-XIX secolo, il quale veniva combattuto dallo Stato centrale con pugno duro e avvisi pedagogici che attualmente potrebbero far sorridere, come nel caso del pregone del 9 maggio del 1739, il ruolo ricoperto dal ministro Giambattista Boggino, soprattutto con le riforme dello Stato sardo, in Sardegna, accompagnato da pregoni attinenti alla monetizzazione, i pesi, le misure, la trasformazione del nome della città di Castellaragonese in Castelsardo, i monti flumentari e i consigli comunitativi. Anche in questo caso abbiamo tutta la documentazione, abbiamo tutti i passaggi. Bene, a questo punto segue la figura del re Vittorio Emanuele II, terzo di Savoia, la resistenza agli attacchi francesi, il periodo rivoluzionario con la cacciata dei funzionari statali sardi continentali, il ritorno dei reali nella capitale quando i territori della Savoia, del Piemonte e della Liguria erano sotto il dominio napoleonico, ragion per cui lo Stato del Regno di Sardegna era territorialmente presente solo nell'isola. Inoltre viene messo in luce come la presenza dei reali nell'isola avevano fatto sì che Cagliari fosse centro di diplomazia internazionali, ma anche causa di ingenti tasse per il loro mantenimento. A questo punto potremmo dire che ricopre un ruolo molto importante all'interno dello Stato, l'esercito, che ha il compito specifico di difendere i suoi confini, ragion per cui viene presentata la Regia Armata Sarda, composta soprattutto da savoiardi e da pochi sardi indigeni e relativi regi decreti. Anche in questo caso abbiamo diversi regi decreti. Abbiamo tutta documentazione, ordinazioni, regi e decreti, troveremo un po' di tutto. Bene, continuando il viaggio, viene esposto quando il congresso di Vienna aveva sostenuto Vittorio Emanuele I, primo anche di Savoia, nel rimettere in essere il proprio Stato continentale e con esso la federazione. Ulteriormente, come gli era stata data la possibilità di ampliare i confini territoriali del Regno di Sardegna con l'annessione del Ducato di Genova. Bene, continuando, segue l'azione ferrea realizzata da Carlo Felice I di Savoia, che aveva affermato lo Stato di diritto, assicurando l'ordine pubblico e il rispetto delle autorità usando tribunali speciali, procedure sommarie e misure di polizia molto severe. Anche se dobbiamo dire che in verità il sardo di Savoia Carlo Felice, nonostante il trattato di Londra, aveva messo mano alle riforme dando inizio al cambiamento della società statuale sarda. Di conseguenza viene presentato come Carlo Felice, o per meglio dire come con Carlo Felice era finita la casata degli Amedei ed era subentrata quella dei Carignano, che sono Savoia di adozione, con Carlo Alberto, il quale aveva attuato delle riforme nello Stato federativo per trasformarlo in Stato unitario o semplice quando con la fusione perfetta. Quindi, andando avanti, viene esposto come Carlo Alberto aveva colto il periodo risorgimentale emanando lo statuto fondamentale del regno il 4 marzo 1848. Di conseguenza aveva indetto le elezioni il 17 aprile dello stesso anno in cui venivano eletti nel Parlamento subalpino, così chiamato, 15 rappresentanti sardi indigeni, pubblicando il Regio Biglietto del 12 agosto del 1848, dove il Regno di Sardegna isolano veniva ripartito in 3 divisioni, ovvero Cagliari, Sassari, Nuoro,
suddivise a loro volta in province. Bene, di conseguenza aveva dato la grazia a coloro i quali avevano avuto sentenze pronunciate per fatti politici, ha abolito la carica di viceré, la segreteria di Stato e di guerra, con gli uffici dipendenti. L'intendenza generale del Reggio Finanze, la viceintendenza di Sassari e l'intendenza provinciale di Cagliari, partecipando alla prima guerra e seconda guerra di indipendenza. Quindi Carlo Alberto aveva messo in essere un bel movimento politico, amministrativo, potremmo dire con una buona visione riformista. In seguito vediamo come viene presentata da Silvio Bertoldi la strana storia attinente alla nascita e ai susseguenti avvenimenti di Vittorio Emanuele II, anche secondo di Savoia. Il capitolo si chiude presentando la composizione dello Stato sardo nel 1850 e qua troveremo anche delle sorprese. Bene, il quarto capitolo tratta il passaggio del Regno di Sardegna al nominale Regno d'Italia con l'annessione allo Stato sardo del Ducato di Modena e Reggio, delle ex legazioni pontificie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, del Granducato di Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Regno delle Due Sicilie, per giungere al 17 marzo 1861, quando il Regno di Sardegna, ingrandendosi per annessioni, mutava il suo nome, evidenziamo mutava il suo nome in Regno d'Italia, proclamando Vittorio Emanuele II, re d'Italia. In precedenza viene messo in luce che la contea di Nizza e la Savoia erano state cedute alla Francia secondo gli accordi di Plombières. Bene, anche di questo periodo storico abbiamo tutta la documentazione, atti originali presenti nel libro. Anche gli accordi di Plombières, molto bello. Il 24 marzo 1860 il trattato sottoscritto a Torino per il passaggio della Savoia e della circoscrizione di Nizza alla Francia. Molto molto bello da studiare, ma non vi anticipo altro. Il capitolo prosegue con il processo di unificazione del Veneto e del Lazio, il Regno d'Italia, e le relative problematiche tra lo Stato e il Papa Pio IX. Inoltre viene mostrata la funzione dello Statuto Albertino, rimasto identico nella sua impalcatura anche nel Regno d'Italia. Il quinto capitolo presenta il Regno d'Italia dal 1861 alla Prima Guerra Mondiale. Inoltre presenta come i parlamentari avevano guardato la specificità della Sardegna con proposte di legge, leggi speciali, commissioni d'inchiesta, riforme elettorali, le quali avrebbero dovuto alleviare le sofferenze dei sardi, causate soprattutto dalla crisi economica e sfociate anche nel banditismo, nella delinquenza comune, nell'emigrazione di massa della fine dell'Ottocento. Bene. Un paragrafo è dedicato al colonialismo del Regno d'Italia messo in essere tra l'ultimo quarto dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, ovvero l'avventura coloniale verso il povero Corno d'Africa, l'occupazione di Massaua, la fallita conquista dell'impero etiope con l'eccidio di Dogali, la conquista di parte della Somalia, il trattato di Ucciali in cui veniva convalidata l'esistenza della colonia eritrea posta sotto il dominio dell'Italia con
potremmo dire relative problematiche interpretative causate dalla scrittura bilingue che avrebbero portato alla sconfitta nella battaglia di Adua nel marzo del 1896, per chiudere con la messa in atto dell'assunzione diretta del governo della colonia della Somalia, ricordiamo ex Zanzibarita, divenuta Somalia italiana il 5 aprile 1908. Anche qua abbiamo tutti i documenti. Questi ultimi temi non possono essere presi nella giusta considerazione secondo la dottrina della statualità, in quanto le colonie non avevano modificato l'Italia statuale, ma vengono analizzate, interpretate e presentate per la loro importanza politica, militare e sociale. Il capitolo continua esponendo le azioni intraprese all'inizio del Novecento da alcuni rappresentanti del Partito Liberale, del Partito Socialista e del Movimento Autonomista Sardo, per giungere agli scioperi dei lavoratori che si sono sviluppati in tutto il Regno d'Italia. Il sesto capitolo mette in luce l'esperienza dei sardi nella Prima Guerra Mondiale, la quale aveva messo a dura prova la loro esistenza. Segue come erano stati attribuiti, ampliando il territorio dello Stato, il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia Giulia al Regno d'Italia vincitore. Un paragrafo è dedicato alla gloriosa brigata Sassari, che si è identificata e potremmo dire fin dalla sua nascita per le azioni valorose in difesa dello Stato e per la promulgazione della pace negli stati belligeranti, soprattutto nel Medio Oriente contemporaneo. Bene, si procede presentando i partiti e lo Stato fascista dal 1919 ai patti lateranensi, le vergognose conquiste territoriali nel Corno d'Africa, il periodo in cui le province libiche diventavano parte integrante del territorio metropolitano del Regno d'Italia, i sardi nella guerra civile spagnola, l'unione reale del Regno d'Albania con il Regno d'Italia, accompagnata dal verbale dell'Assemblea nazionale e lo statuto costituente albanese, presenti anch'essi in codesto lavoro. Vediamo gli articoli, diciamo è tutto certificato. Bene, a questo punto, andando avanti, vi presento la seconda grande guerra, il Regno d'Italia tra due governi e la fine della dittatura fascista. Chiude il capitolo il Trattato di Parigi del 1947, in cui venivano messe in essere le condizioni riparatorie della sconfitta bellica italiana, le quali, come ben sappiamo, avevano guidato assai la politica statale italiana del futuro, del suo tempus venidore. Anche qua abbiamo delle documentazioni anche attraverso dei quotidiani, Messaggero, abbiamo dei documenti nati anche dai fascisti, dai nazisti, documenti originali, abbiamo l'unità, la quale invitava alla lotta partigiana, abbiamo anche altri documenti. Bene, il settimo capitolo evidenzia il viaggio verso la democrazia con il passaggio dal Regno d'Italia alla Repubblica Italiana, in cui i protagonisti erano i partiti, la consulta sarda, o per meglio dire le consulte sarde, il referendum istituzionale per la Repubblica o la monarchia, l'Assemblea Costituente, l'autonomia politico-amministrativa della Sardegna, tutto accompagnato da decreti, numeri, nomi degli eletti e partiti di riferimento con relativi dibattiti.
Quindi anche qua abbiamo tutti i numeri relativi ai dibattiti del partito, tutta la documentazione. Infine viene messo in luce l'iter attinente alla mancata proclamazione solenne della Repubblica. Evidenzio la mancata proclamazione solenne della Repubblica con le relative dispute dialettiche tra politici illuminati repubblicani, ricordiamo Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Giuseppe Romita, in opposizione ai monarchici e Umberto II. Inoltre viene presentato il proclama di Umberto II e la risposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il ruolo svolto dalla Corte Suprema di Cassazione e relative considerazioni dei costituzionalisti. Alla fine del capitolo vengono presentati i capi di Stato del periodo monarchico e repubblicano. Bene, infine, per concludere, credo che la dottrina della statualità è un metodo di fare storia che possiamo mettere in essere a tutte le storie di ogni luogo e di ogni tempo, con scienza e coscienza, in quanto sappiamo la nascita, l'iter e la fine, sia avvenuta o meno, di uno Stato. Inoltre, siamo in grado di evitare distorsioni scientifiche e politiche importanti, oltre ad avere dei risultati sorprendenti, come vediamo per la storia dello Stato sardo, oggi chiamato italiano. Ancora tengo a evidenziare che io non ho la presunzione di presentare le storie di tutti gli stati, ma quella del nostro Stato, quindi del nostro Stato, in cui la Sardegna funge da protagonista, contrariamente a quanto viene attuato dalla storiografia tradizionale e dalle istituzioni educative formative. Ulteriormente penso che sia necessario rammentare che la storia è il racconto del passato umano creato dagli storici, i quali la interpretano soggettivamente nel buttare del tempo anche falsandola, ma nello stesso tempo testimoniando il loro paradigma, ragion per cui la storia non è mai oggettiva, imparziale e identica. Di conseguenza, credo sia utile, necessario e doveroso insegnare e promuovere la storia dello Stato in cui viviamo come cittadini, evitando di confondere la storia dello Stato italiano con quella dell'Italia geografica, fisica, pre-risorgimentale e risorgimentale, che vede principalmente solo una nazione formata dall'unione dei popoli del continente, come noi diciamo in Sardegna. Dal momento che siamo cittadini italiani di Sardegna per Costituzione e legge, sardi d'Italia e sardi di Sardegna per storia, lingua, nazione, cultura, intelletto e sentimento, spero che questo libro sia utile a interpretare e comprendere meglio, con ragion critica, la realtà storica statuale sarda e italiana del passato e contemporanea, con i suoi pregi, difetti e valori, che vanno tutelati, valorizzati e promossi soprattutto nelle scuole italiane e nelle giovani generazioni, non dimenticando che lo Stato italiano è nato il 19 giugno del 1324 con l'appellativo di Regno di Sardegna e Corsica, dal 1475 solo il Regno di Sardegna, il 17 marzo del 1261 ha cambiato il nome in Regno d'Italia e il 2 giugno del 1946 ha modificato la forma costituzionale e il nome indicativo in Repubblica Italiana. In sostanza, carissime e carissimi, lo Stato italiano non è altro che l'antico Stato sardo. Grazie.